Bene, ora andiamo alla fornace di Asolo, dove in questi giorni si è svolto un importante convegno sull'inclusione sociale e sull'inserimento lavorativo delle persone speciali con disabilità. Il servizio. Le persone con disabilità e il mondo del lavoro, le imprese e l'inserimento di queste persone nel loro processo produttivo. Temi di grande valore sociale, quelli affrontati alla fornace di Asolo in una conferenza organizzata nell'ambito del progetto RET, la rete trevigiana per l'inclusione. Un appuntamento organizzato da ECIPA in collaborazione con NULS 2 Marca Trevigiana e Consorzio in Concerto. Tra le più autorevoli realtà in Veneto in fatto di disabilità e lavoro, che spiega come degli apparenti vincoli possono tradursi in occasione da non perdere per le aziende di casa nostra. Oggi l'obiettivo è questo, risaltare il lavoro e l'inclusione sociale di ragazzi e ragazze in difficoltà. Vogliamo cercare di capire dove sta l'opportunità. Sta l'opportunità che un ragazzo con della disabilità ha in più degli stimoli e un cuore che a volte le persone normodotate trascurano. Noi ci rendiamo come partner principale alle aziende, dove potremmo lavorare con loro nell'inclusione sociale e l'inclusione lavorativa all'interno della propria azienda, ma anche in qualche modo dare la possibilità attraverso il lavoro di diventare partner e abbassare quello che è il vincolo dell'inserimento lavorativo in azienda. In Veneto sono 35.000 le persone con disabilità che lavorano, con altrettanti in coda nella speciale lista di collocamento, un numero di occupati destinato a crescere sfruttando la ripresa economica e comunicando meglio alle imprese che l'inclusione lavorativa può essere una grande opportunità che va oltre gli obblighi di legge. Sicuramente c'è un vincolo da rispettare. La norma impone questi obblighi di assunzione di persone disabili. Questi obblighi vanno assunti in maniera tale che non siano un peso per il lavoratore, per il datore di lavoro, ma siano un adempimento che porta anche queste persone a essere produttive per il datore di lavoro, per le imprese in genere. Bisogna fare in modo che i disabili che abbiamo iscritti nelle nostre liste abbiano competenze adeguate per gli inserimenti lavorativi che devono fare le aziende. E se tutti facessero come il Consorzio in Concerto? A me piace del concerto il fatto che prende in carico le persone, soprattutto quelle con disabilità psichica, che non sono assolutamente avvicinabili al mondo del lavoro. Le prende, le fa crescere dentro una cooperativa di tipo A, quando è pronta le passa in cooperativa di tipo B e quindi fanno attività produttiva e possibilmente poi queste persone, quando sono pronte per il mercato del lavoro, chiamiamolo profit, vengono lasciate andare e quindi si libera posto per altre persone che possono fare questo medesimo percorso. Questo sarebbe poi il massimo che si può avere. Quindi, se parliamo di un sociale di qualità, il territorio dell'ex ULSS 8 è una delle aree più sensibili e vivaci del panorama regionale. La prima ad essere orgogliosa è Annalisa Rampin, presidente del comitato dei sindaci dell'ULSS 2 distretto di Asolo. Noi abbiamo tutta una realtà di cooperative e di mondo del volontariato che ci supporta e ci dà una mano. Sull'inclusione dei soggetti svantaggiati, in questo caso particolare dei disabili, il riuscire a fare rete non fa altro che creare opportunità in più in modo da essere più veloci nel dare delle risposte ai nostri disabili, perché oggi purtroppo è vero diamo tante occasioni di lavoro con le borse lavoro e inserimenti lavorativi, però non riusciamo a dare risposte molto rapide a tutti i nuovi casi che arrivano agli uffici. Noi dobbiamo passare da un welfare dove si pensa semplicemente a un aiuto che arrivi dall'ente pubblico, che oggi non è più in grado, a un welfare di comunità che metta in gioco tutti, sia le parti ovviamente preposte come gli enti locali, come l'ULSS, come i servizi, ma anche e soprattutto il territorio e anche i privati.